Presentazione ad Adria della lista Bobo Sindaco e siamo con Massimo Barbuiani. Allora, nel suo discorso inaugurale ha detto ho la fortuna di piacere molto alla gente e in seconda battuta ha detto abbiamo e ho una marcia in più. Cos'è questa marcia in più, Massimo? Se parliamo di motori e marce penso che pochi tra i candidati possano competere con me. E posso semplicemente dire una marcia in più vuol dire che io, avendo avuto una esperienza di commerciante, presidente di commercianti, sono molto conosciuto, ma poi conosco più degli altri i miei competitor, diciamo, attuali competitor in territorio. Io in questi 5 anni dove sono stato un po' parcheggiato politicamente, diciamo che ho continuato a incontrare persone, gente, frequentare le mie frazioni a cui sono particolarmente legato. E perciò ho cercato di seminare, ma soprattutto non attaccando l'attuale amministrazione, perché c'è un collegamento. Quando parli male del sindaco automaticamente parli male della città e affossi la città. Io non volevo fare quello che hanno fatto nei miei confronti, perciò ho cercato in questi 5 anni di lavorare per costruire. Infatti ho un hashtag che c'è scritto costruiamo e non demoliamo. Ho lavorato con Adria Shopping per dare una mano perché l'anno scorso era un bivio importante, perché dopo 30 anni dovevano rinnovare lo statuto, perciò sotto banco ho dato una mano a chi adesso conduce l'associazione storica di commercianti di Adria, e ho lavorato anche in un momento del Covid importante, perché ti ricordi con Adria d'estate ad esempio mi sono inventato dall'alto dei cieli, perciò io sono una persona che ho molta fantasia. E spero che tutto quello che ho seminato possa essere raccolto il 14 di maggio naturalmente, e siamo aperti a altre forze politiche moderate. Io sono moderato di centrodestra, lo sottolineo, va bene, per cercare di riportare al governo della città il centrodestra. Ecco, cosa è mancato in questi ultimi amministrazioni secondo lei ad Adria perché ha perso un pochino lo smalto di essere città di riferimento del Delta? Prima di tutto è una città molto litigiosa, va bene? E secondo me dobbiamo assolutamente essere più incisivi a livello regionale e a livello nazionale, perché non abbiamo punti di riferimento. Adesso abbiamo un senatore che spero chiunque sia e sarà la nuova amministrazione possa veramente capire i problemi di questa città. Però gli adriesi devono fare la loro parte, devono ritrovare, sottolineo ritrovare, un po' di entusiasmo, un po' di amore per la propria città.